Velvet Music incontra Gigi D'Alessio in occasione della tappa romana del Malaterra Tour. Malaterra è un grande progetto, è un album, è un tour, è un docufilm e a 6 mesi, diciamo, dall'uscita, qual è stato il riscontro del pubblico ma anche dello Stato, della società? Diciamo che il riscontro c'è stato, basta andare anche sulla mia pagina ufficiale di Facebook, Twitter e vedere le foto, insomma la gente come si è divertita, non solo in Italia, anche all'estero. I risultati ci sono perché comunque il fatto già che lo Stato ha stanziato i primi 450 milioni per le ecoballe per la regione Campania vuol dire che è un segnale, qualcosa si è mosso. Anche noi nel nostro piccolo abbiamo cominciato a fare delle attività, un concerto davanti alla Reggia di Caserta, abbiamo raccolto fondi, abbiamo comprato un'ambulanza neonatale, abbiamo dato dei soldi all'ospedale Santo Bono Posillipo di Napoli, abbiamo comprato dei mobili all'ospedale Moscati d'Aversa. Diciamo che non ci fermiamo qui, stiamo comunque portando avanti il progetto, continueremo a girare il mondo, adesso a giugno faremo Canada, Stati Uniti, tutto il Sud America e poi grande chiusura allo Stadio San Paolo di Napoli. E com'è portare la Campania in giro per il mondo? Io credo che è Napoli che ha portato me in giro per il mondo, perché la vera canzone italiana conosciuta all'estero è la canzone napoletana. Io questo album che ho rivisitato, ospitando anche tanti ospiti, da Gianni Morandi a IDR Jack, Anna D'Atangelo, Valentina Stella, Briga, Renato Carosone, più rivisitando dei classici, secondo me è un album piacevole. Allora, quando porti queste canzoni non sei tu che le porti, sono loro che portano te a fare il giro del mondo. Appunto, come hai detto, ci sono anche tanti artisti giovani nel disco. Secondo te quali sono gli artisti che magari di cui sentiremo parlare anche tra 20 anni? Ma guarda, oggi tutto è vero, tutto si consuma presto, siamo proprio abituati a consumare all'uso e getta, però io credo che questi artisti che hanno collaborato con me comunque hanno scritto una bella pagina della musica, ma soprattutto potranno dire domani che anche loro un giorno hanno cantato in napoletano, che non è facile. E nell'album c'è anche un duetto virtuale, diciamo, con Renato Sì. Carosone. Quanto è stato importante per te, per la tua crescita musicale? Ma Renato credo sia stato involontariamente anche un po' il mio insegnante, perché Renato era già moderno 50 anni fa, un uomo ironico, un grandissimo autore, un pianista straordinario. Ho avuto il piacere di conoscerlo, posseggo a casa mia con tanta cura il suo pianoforte e per me ogni volta che vado vicino a quel pianoforte è un pianoforte magico, mi regala sempre delle belle emozioni. Renato, diciamo, è stato un grande insegnante della musica partenopea perché ha portato le sue canzoni nel mondo senza avere l'appoggio della tecnologia che abbiamo oggi. Quindi devo dire che i miei predecessori nella musica napoletana sono stati veramente dei grandi. E da Lasciatemi cantare ad oggi, quanto sei cambiato? Ma sono cresciuto come tutti e ogni giorno che si cresce uno impara qualche cosa. Ho grande rispetto per il passato, dico perché se non fosse stato per il passato forse oggi non sarei qui. Vedo quel Gigi D'Alessio con un po' di tenerezza e con grande rispetto. Di strada ne ho fatta, ma sicuramente ne avrò ancora tanta da fare. E dopo l'ultima tappa del tour a Napoli, cosa ti aspetta? E non lo so, te lo farò sapere. Allora, per concludere, un saluto a tutti gli amici di Velvet Music. Vi auguro una buona vita a tutti gli amici di Velvet Music, un bacio grande da Gigi D'Alessio, ciao!